Un giallo che ruota attorno alle banconote degli altri colpi andati a segno quella notte, uno a Salara in provincia di Rovigo, uno a Breganze in provincia di Vicenza e uno a Masi in provincia di Padova, fruttato 18.000 euro. Nessuna di quelle banconote era nell'Audi A6. Se non dovesse trattarsi di un'altra banda, vorrebbe dire che i quattro, nei pochi minuti a disposizione tra un colpo e l'altro, oltre a cambiare di volta in volta la targa dell'auto, sarebbero anche riusciti a nascondere il tesoretto. Stiamo valutando una delle ipotesi che sono state avanzate, cioè che loro potessero essere responsabili anche di altri colpi effettuati nella notte. All'appello mancherebbero appunto 18.000 euro, mentre dei 50.000 usciti dall'esplosione del colpo di Roncade mancano solo due pezzi da 20. Secondo gli investigatori, i quattro coinvolti nello schianto finito nel sangue a Canton di Silea volevano colpire ancora e a testimoniarlo ci sarebbe stata la presenza di altre cariche di esplosivo in auto. Solo nella tarda serata di ieri le vittime sono state identificate compiutamente. Si tratta di Giancarlo Garbin, per tutti Manolo, 35 anni, di Asolo, e Romeo dell'Innocenti, originario di Cervignano del Friuli, 46 anni, ma gravitante nel Pordenonese. Entrambi vecchie conoscenze delle forze dell'ordine. Negli ultimi anni i loro nomi non figurano nelle maxi inchieste, tanto che quando hanno scoperto la loro identità, gli stessi investigatori sono rimasti stupiti. Tra i nomi più noti alle cronache giudiziarie c'è invece quello di Johnny Pevarello, 33enne di Castelfranco Veneto, già sospettato di essere parte della nuova mala del Brenta. Nello schianto ha rimediato la rottura di una clavicola ed ora si trova piantonato. E fuori dal giro delle esplosioni ai bancomat sembrava essere anche Elvis Innocenti, 34 anni, di Oderzo. Lui invece piantonato all'ospedale di Mestre. Entrambi sono vivi per miracolo, sbalzati fuori dall'auto che viaggiava a folle velocità. Una delle ipotesi che sono state fatte sulla base delle ferite individuate sulle persone e sulle condizioni dell'auto è che i due deceduti fossero seduti dietro. I carabinieri hanno anche preso contatto con il proprietario della potente Audi da 250 km/h. Si tratta di un imprenditore trevigiano a cui era stata sottratta dallo scorso anno. Da quel giorno le segnalazioni di macchine simili nei pressi dei colpi ai bancomat si sono susseguite.